I was the one who had it all. I was the master of my fate. I never needed anybody in my life. I learned the truth too late. I'll never shake away the pain. I close my eyes but she's still there. I let her steal into my melancholy heart. It's more than I can bear. Mattia, benvenuto in Art Voice Academy. È il tuo primo anno qui in Accademia e quindi abbiamo piacere di conoscerti. Se vuoi raccontarci qualcosa di te. Allora, mi chiamo ovviamente Mattia Beldì, ho 18 anni, ho frequentato per 5 anni il liceo musicale, il liceo Guglielmo Marconi, dove ho studiato canto come primo strumento e violoncello come secondo. Sono sempre stato appassionato in realtà alla musica, fin da bambino ho fatto parte di un grande coro che poi sono cambiati diciamo negli anni, infatti si può dire che ho fatto sui 13 anni di coro. E ho voluto continuare però con questa accademia perché non volevo, diciamo, abbandonare il sogno un pochettino e anche la passione, appunto. E Di diventare cantante. esatto, di diventare un cantante almeno. La nostra conoscenza c'è stata in un giorno particolare perché è coincisa col fatto che c'era il bando per una borsa di studio del premio Esatto. Stefano Dorazio, realizzato da Art Voice Academy in collaborazione con l'associazione Stefano Dorazio. E quel giorno ci siamo conosciuti, tu avevi già intenzione di frequentare l'Accademia, ci siamo conosciuti proprio il giorno delle audizioni, c'era qui Tiziana Dorazio e il maestro Diego Basso. Che impressione, no, eravate in tanti, in tanti, siete stati selezionati in 12 se non erro da tutta Italia e tu eri qui insieme ai tuoi giovani colleghi. Che impressione hai avuto? E forse l'essere stato scelto tra quei 12 mi ha un po' stupito all'inizio. Quando hanno chiamato il mio nome, tra questi 4, diciamo, selezionati, sono rimasto allibito nella mia testa, ero no, non sono io. Felice. C'è un altro Mattia tra questa riga che è stato scelto e quindi è stato un bel impatto per me, però una bellissima Certo, perché esperienza. fra 12 poi siete 4 voci che hanno vissuto un'altra esperienza Esatto. altrettanto bella. In quell'occasione che brano avevi presentato? In quell'occasione ho cantato un brano di Giovanotti, L'astronauta, e poi come diciamo una parte un pochettino senza diciamo base, un pochettino libera, Evermore di Dan Stevens, che è poi il brano che invece ho portato a Roma Ecco, per la selezione finale. perché poi queste 4 voci siete andati a Roma all'Auditorium della Musica con un pubblico di più di 3.000 persone, quindi Sì. subito portato in un contesto dove l'emozione è diversa. Esatto. Raccontaci di questa esperienza. Ecco, l'esperienza a Roma è stata sicuramente di crescita. Mi sono reso conto, bene o male, cosa vuol dire veramente stare su un palco, appunto, con 2000 e Live con 700 orchestra, no? persone, Perché live sappiamo anche che il poi. maestro Basso e i suoi Esatto. allievi. Ed è stata un'esperienza particolarissima anche non solo per appunto l'esibizione sul palco stesso, ma più che altro forse per il backstage, aver incontrato persone così, diciamo, viste magari spesso, famose o comunque anche nell'ambito della musica ben integrate e sicuramente rilevanti. Diciamolo a chi fatto- ci ascolta, no? Perché c'era una Sì, commissione c'era artistica una che ha commissione scritto la artistica di storia tutto della musica in rispetto, Italia. i Pooh, quindi sicuramente qualche voce in capitolo dovrebbero avercela. Però proprio l'aver incontrato queste persone, poi anche Fiorello che era venuto per fare appunto per cantare con Robby Facchinetti, mi ha dato un'esperienza proprio di vero palco, vorrei dirla così, ecco, un'esperienza di vera esibizione, qualcosa che non avevo mai provato prima, che mi ha fatto crescere perché mi ha fatto anche un po' capire come appunto non sei l'unico,
non sei stato il primo, non sarai l'ultimo, ma sicuramente c'è una possibilità per tutti, su questo sì. Ecco, questa è la caratteristica di Art Voice Academy, quella di imparare a stare insieme, di esibirsi con l'orchestra, cioè non è la lezione di canto infatti. fino a se stessa, ma poi voglio dire, dalle aule si passa al palcoscenico ad esperienze così importanti, no? Sì, Quindi- è vero, nel senso che le lezioni anche qui non sono mai, per quanto abbia provato fino ad ora, non sono mai state appunto qualcuno che si mette lì e ascolta e deve solo appunto sentire l'insegnante, ma è sempre stato un dialogo continuo, dalle lezioni individuali alle lezioni di gruppo. E questa cosa mi piace perché appunto non è una cosa che si trova spesso, non è anche magari il metodo più semplice per la scuola stessa, che spesso invece magari si preferisce avere un metodo molto più semplice, diretto, via, l'alunno arriva, fa la lezione e torna a casa. Invece così ha la possibilità appunto di esprimersi e scegliere anche un po' la sua strada. Dopo il tutto proprio comunque, modo e il proprio modo di anche. esprimersi. Esatto, anche perché dopo tutto ci sono molte età qua dentro, ci sono differenti età, e quindi magari qualcuno deve essere più guidato, qualcuno di meno. Qualcuno richiede o ha bisogno anche di una maggiore assistenza, chi invece magari preferisce essere più libero e gli viene data la libertà che merita e desidera. Esatto. Che brano hai detto che hai portato a Roma? A Roma, Evermore di Dan Stevens, tratto da il film Disney La Bella e la Bestia. È un brano particolare perché si focalizza e si piazza tra un pop e un quasi lirico, che è stato anche abbastanza utile per me, visto che io in quei 5 anni di liceo ho studiato lirica principalmente, e è un brano struggente perché parla bene o male appunto del personaggio, diciamo, che lo canta, che ha perso o si è reso conto che sta perdendo la propria metà, la propria amata o comunque quella persona sicuramente che l'ha confortato fino a quel momento, ed è un po' anche forse lezione a tutti noi di tenerci strette le persone che ci vogliono veramente bene, anche se spesso non lo notiamo. Io dico sempre che questi sono anche luoghi di canto, ma sono anche luoghi d'amore, no? E tu confermi con le tue parole questa bellissima cosa. Grazie. Grazie a voi. Now I know she'll never leave me, even if she runs away. She will still torment me, call me, hurt me, move me, come what may. Wasting in my lonely tower, waiting by an open door. I'll fool myself, she'll walk right in and be with me forevermore. I rage against the trials of love, I curse the fading of the light. Though she's already flown so far beyond my reach, she is never out of sight. Now I know she'll never leave me, even as she fades from view. She will still inspire me, be a part of everything I do. Wasting in my lonely tower, waiting by an open door. I'll fool myself, she'll walk right in. And as the long, long nights begin, I'll think of all that might have been, waiting here forever.